Alejandro, Lady Gaga con questa canzone che ormai, come era prevedibile, ci stiamo trascinando in questo fine 2010 e probabilmente ci trascineremo volentieri, devo dire, nei primi mesi del 2011. Pronto? Pronto? No, signora, buongiorno, che piacere sentirla. Sono Ninzi, mi hai Nancy, riconosciuta? mi hai riconosciuta, signora, la smetto ogni volta di questa cosa. Sono Nancy, mi hai riconosciuta. Cioè, mi faccio specchieggiare ma un che po', cosa no? spaccheggia, signora? Lei Stiamo si facendo il festival, Sì, il sta festival facendo di San Giorgio. Ma lei si riconosce a Vieni qua, prescindere. Sofiella, non toccare i microfoni, Signora, vieni qua. ascolti. Non toccare, che no, c'era 380, vieni Ma qua. sì, signora, ascolti, lei deve pensare soltanto al suo lavoro, che in questo momento è quello di fare la babysitter. Quindi Vabbè, ma ce l'abbiamo portata con noi la bambina. Ma che qua, ce San l'abbiamo Giorgio, portata? Cioè, signora, mi faccia capire. nel salone della parrocchia, Cioè, sono stiamo una parrocchia. organizzando Che cosa? il nostro festival Canoro di San Giorgio. Canoro, signora, ha fatto un corso di dizione Ho ultimamente. imparato a parlare con la dizione. Complimenti alla sua insegnante, signora, devo Che dire. siccome devo presentare i festival, ha capito? Ho capito. Insieme al più grande presentatore africano del mondo, Che si chiama? Pippo Baobab. Pippo Baobab, cioè, Pippo immagino. Baobab, sì. Lui infatti ci porta questo cantante famoso africano, Max Gazzella, che è molto bravo, molto bravissimo. Signora, io comunque dico, prima che lei continui nelle sue notizie e nozioni, le faccio notare che non mi sembra corretto che il signor Castiglia lascia a casa con Sofia e lei la porti a Me la partire. porto nel mondo dello spettacolo. Ma che cosa, la bambina signora? dovrebbe essere abituata, no? Ma poi La scusi, figlia del signor Castiglia. ma come la trasporta questa bambina? Ha un seggiolino omologato? Ma quale seggiolino? La bambina Signora. cammina sulla lapa, Che lapa, signora! nella parte diciamo furgonata della lapa. Ma signora, qui è freddo! Fuori ci sono 6 gradi stamattina! Noi ci abbiamo la lapa pick-up, capito? La Sì. lapa pick-up. Che non è Che è una PK. specie di smart, capito? Una smart e pick-up. Una smart la col smart cassone. e pick-up, è la lapa, va, è inutile che diciamo minchiate, giusto? Siccome smart- l'abbiamo fatta chiudere, Ignazio ci ha Sì. settato un poco di cose, di cofani di 128 Ma che- e ha fatto un cassone Ma che era tutto signora, chiuso. ma come lo riscaldate sta cosa? Fa freddo! Ma non lo riscaldiamo, Signora. con tutto il rientro da parte della mammetta, Ma capisci? che- La mammetta ma- scarica e rientra, Ma signora, scarica e rientra. è tossico, ci sono le polveri sottili! Posso con lei con la Vabbè giudici? signora, guardi, lasciamo perdere, però acquisti immediatamente quantomeno un seggiolino omologato. Così, perché non si fa i cazzacci da No, sole, non ho signora, capito. io sa, Scusi, parliamo faccio gli del nostro interessi festival. vabbè, faccio gli interessi Vieni comunque qua, Sofia, di Castiglia. non toccare niente, vieni qua. È Allora, pericoloso, ci ci saranno volevo fili ricordare- scoperti, vabbè, va. Ci volevo ricordare... Tiziano Ferrofilato, lo so signora, lo so, ho già fatto il mio Ormai dovere. questo lo sappiamo, lei lo ha... Ci volevo ricordare che abbiamo un sacco di preparativi che stiamo preparando, Beh no? certo, c'è il festival. Abbiamo i preparativi che li stiamo preparando. Bene signora, ho capito i preparativi che state preparando. Perché Ci i sono anche preparativi molti ospiti. molti ospiti. Ci saranno anche motti di quei... No, motti nel senso che sono motti. Ma poverini. Motti di quelli che so, come si chiamano gli stilisti? Come quelli che stilano, gli stilisti. Molti stilisti, certo. Ma si chiamano stilisti o stilisti? Stilisti, sì. Ma allora perché sfilano? Perché sono quelli che stilano fini in quanto sono stilisti. Scusi, Sì. se uno sfila, Sì, giusto, si Sì. chiama stilista. ho capito. Se uno stila, si chiama stilista, come dire, come stila quello? È vero. Ma come stili, scusa? È vero, è vero. Tu dici, ma scusa, ma come stili? Come Quello si dice, stila sono dalle- stilista e quindi come stilo si come mi stila dalle pare, tue no? parti, è giusto, sì, Esatto. è giusto. E allora vengono tutti questi stilisti che Mhm. devono farmi gli abiti a me per tutte le giornate del festival. Me la squaro, signora. Se la squadra, Me la squaro. Ti piace che parla come me? Eh sì, cerco insomma di mettermi sullo stesso settore, Dunque, i sullo nostri stesso stilisti terreno. che saranno presenti Sì. sono Giorgio Armali, Giorgio Armali. Lavandino, Ma che lavandino? Gianfranco da Ma Ferré, che Cosi Cavalli, Ma che cosi Tre cavalli? Sarde, Sì, vabbè. Enrico sì. Recovery, Prego. Ferruccio, Enrico Recovery, Poverino. Ferruccio, Sì. Dolce Galbani, Cristiano Duora, c'è anche Cristiano Duora che è uno stilista francese. È moderno, tra l'altro. Poi c'è uno che è morto, beh, mischino, poverino, mischino, mi spiace. mischino. spiace, No, mi poverino, mischino. Mi spiace, mi spiace. Sì, ma è mischino, no, beh, mischino, no, Ah, poverino. Mischino, cioè si chiama mischino. Mischino. Mischino anziché E poi c'è il signore, più ma- maleducato, Ma maleducato? Versace. Versace. Siccome vengono anche ospiti internazionali, Beh, certo. ti viene Brad Pitbull, Prego? Brad Pitbull e Angelina Calì. Angelina Per cui Calì. anche essere elegante, capito? Che- Che loro sono i pereperi che stanno presentando il film. Ho capito, no? mi faccia capire però, Angelina Calì è catanese però è stata all'estero per un po'. No, proprio Angelina Calì, per San Giorgio, sono Ah, Brad ho Pitbull capito. e Angelina Ah, Calì. ho capito. Sono bravissimi. Ah, E beh. poi
insomma voglio ricordare ancora una volta tutti gli ospiti che verranno. Viene che ne so, i Turi Mancino. Prego? Turi Mancino, che è uno che lavora. Sì. No, vero che è Turi Mancino. Beh, Turi Mancino, chi non lo conosce? No, Poi Turi vengono Mancino. anche un duo, Marco e Masino. Marco e Masino. Ah, Poi c'è simpatici. Max Pezzaro. Max Max Pezzaro che è una Sì. romana che non ce n'è. Sì? E poi dopo c'è magari Giovanotto. Giovanotto, che una canna di minchiata la canzone che diceva Giovanotto. La conosci? Conosco la canzone, ma non conosco Giovanotto. Non la conosci? No, la conosco canzone? Giovanotti. Veramente? Lorenzo Cherubini, Non al sento. secolo Giovanotti. Questo è Giovanotto. Giovanotto, quello che canta la canzone nuova. L'ho capito, signora, la canzone nuova è bellissima, guardi. Ma che la conosci lei? Certo che la conosco. La canzone nuova si intitola Tutto l'amore che ho. Guardi, gliene faccio sentire, quando mai? gliene faccio sentire un pezzetto. Vale, vediamo. Guarda che bella introduzione. Ma C'ha allora questo la conosci suono. lei? Beh, certo. La suoniamo anche spesso all'interno della È nostra vero? beh, certo. Ah, Bellissimo. ma non è questa, non è questa. No, qual è, scusi? Ma non sono queste le parole. Ma come no? Ma queste non sono le parole. Vuole dirla a me? Scusi, sto suonando la canzone, ce l'ho davanti. Giovanotti, tutto l'amore che ho. Ma quando mai? Questo è Giovanotto. Vabbè, e mi dica allora quali sono le parole di Giovanotto, signora, per favore. Dopo le ciarne te vai, io sempre appeso. Tu da pensaste in me, lasciato solo. Ce la conosce anche E lei? ora io mi sento troppo peso. Tu sai che faccio io, ma è bio da punto molo. Non la conosci? Certo, signora, come Questa è no? la canzone di Giovanotto. Vabbè, secondo me lei ha scopiazzato un po' a destra e a manca, però vabbè, Poi insomma. vengono un sacco di altri, c'è che ne so, Marco Iatta, Mettino Marco Iatta, Teclati, certo. Signora, lo sa che Marco Iatta è l'idolo di mio figlio Armando? Che, Vero? sì, che con i compagnetti dice, sai, lo conosci a Marco Iatta? Ma scusi, ma allora ce lo potti, no? Che fanno, ce lo certo, potta? certo. Sa, mi fa fare delle belle figure mio figlio a scuola. Veramente? Eh sì, dice questa cosa di Marco Iatta che mi lusinga È molto. sempre un piacere. È sempre un piacere. I figli sono un peo da casa, sono un peo da casa. È vero. Dunque, poi vengono Laura Pavesini, Anna Vossemotto, Che schifo. poi c'è... Veramente sì. Ossemotto, vabbè. Nina Zignera, Nina Zignera. Mallicca Iana. Mallicca Iana. Mallicca Iana si chiama. Vabbè. Gianna Giannini, che come vista Mallicca Iana. Signora, la prego, eviti di fare Poi queste c'è una battute. cantante che non si fa vedere mai. E chi è? Mai si fa vedere. Ma chi è? Chi è? Infatti la chiamano Jenny B. Quando viene dice B. Ma dove c'è Jenny? Jenny B. Bene, bene. Poi c'è giusto. Fiorella Mautta, che è il Fiorella cugino di Fiorella sì, Mannoia. Mannoia. E poi c'è Loredana per te e Dio per tutti. Questo è Va bene, classico. tocco di altri cantanti, va bene? Bene, bene, Ma che sì. fa, viene? Sono contento, signora. Vengo sicuramente. Ma quando mai? Oh, non ho capito, c'è una Beh, indifferenza? no, vengo, signora, il Festival di San Giorno. Non vedo l'ora che cominci il Festival di San Giorno. Chi se ne fotte? il C'è anche Festival un di trio, Mango, Mietta, Minghi. San- Sì. Che fa bene lei? No. Va bene, va, la saluto. Sofiella? Sofiella, vieni qua. Sofiella, Buongiorno vieni qua, signora. c'è da mangiare. Senta, scusi, ma per La il saluto. la saluto, però aspetti un attimo. Mi Noi dica. avevamo pattuito un compenso. Come? Le ricordo, Tiziano Ferrofilato, avevamo pattuito un No, compenso. compenso non ce n'è, guarda. Signora. Ormai c'è compensato, che c'è Signora. uno con una fadacca da compensati. Signora, lei mi aveva promesso che mi dava qualcosina. Sofiella, Io chiama ho fa- Ignazio, sì, cioè, signora, ho fatto chiama il mio- Ignazio, dici che Signora. porta un marruggio nero, però. Ascolti, ho non fatto, come la canzone, ho fatto il marruggio. mio dovere, signora. Lei mi aveva promesso qualcosa, si ricorda? Io non la conosco. Signora, non pronto? buttassimo la davanti al telefono che la gente sente Però- se che ci pare. Pronto, signora, lei mi aveva Arrivederci, promesso non la qualcosa. conosco. Signora, pronto? Buongiorno. Mi aveva promesso. Signor, pronto? Nenzi!